Una notizia bomba ha appena sconvolto Napoli questa sera. E i tifosi della nostra amata Napoli sono già in allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile. Con informazioni fresche direttamente dai retroscena del club. Come sempre, il nostro impegno è quello di tenervi aggiornati su tutto ciò che accade nell'universo azzurro. Prima di immergerci in questo argomento che sta lasciando tutti a bocca aperta, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate il campanellino. Perché ciò che sta per arrivare promette di sconvolgere profondamente il futuro del Napoli. Palla da calcio fuoco. L'esperto di calciomercato Emanuele Cammarotto, in un'intervista in diretta su Radio.0, ha rivelato importanti dettagli sui movimenti che il Napoli sta preparando per la finestra di mercato di gennaio. Secondo lui, il club azzurro sta definendo priorità chiare per soddisfare le esigenze di Antonio Conte. Soprattutto nel reparto offensivo, che rimane l'area più delicata di questa stagione. Il primo nome rivelato da Cammarotto è stato quello del giovane talento del Club Brugge, Carlos Forbes. L'ala portoghese, veloce, dribblatore in grado di giocare sia a sinistra che a destra. È sotto stretta osservazione da parte del Napoli. Forbes è nel mirino. Potrebbe essere un'alternativa interessante a seconda di cosa succederà con Noah Lang, ha affermato il giornalista. La situazione dell'olandese, infatti, rimane aperta, nonostante sia stato più incisivo contro l'Eintracht. Non ha ancora convinto pienamente e il suo futuro dovrebbe essere deciso nei prossimi mesi. Cammarotto ha anche lanciato un allarme su un nome che entusiasma immediatamente i tifosi, Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus sta vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi. E la mancanza di gol dell'attacco del Napoli ha portato Conte a identificare nell'italiano un possibile rinforzo importante. L'operazione è complessa, ma sul mercato tutto può cambiare rapidamente. Chiesa è un'opzione da non trascurare, ha detto Cammarotto. Il messaggio è chiaro, il Napoli vuole un attaccante che abbia un impatto immediato. Un altro nome citato è quello di Lorenzo Lucca. Secondo il giornalista, con il ritorno di Romelu Lukaku, i minuti dell'attaccante italiano potrebbero diminuire drasticamente. Se il belga manterrà la sua forma fisica e tecnica, Lucca potrebbe essere ceduto in prestito già a gennaio. Il Milan sembra essere uno dei club interessati, ma ci sono anche segnali provenienti dall'estero. L'uscita del centravanti aprirebbe spazio a nuove opzioni in attacco per il Napoli. Cosa che Conte chiede con insistenza. Il riassunto è chiaro, il Napoli sta preparando una finestra di mercato invernale aggressiva e strategica. Incentrata sul correggere immediatamente il reparto offensivo e dare a Conte le certezze che richiede. Tra Forbes, Chiesa, possibili partenze e aggiustamenti interni. Gennaio promette di essere un mese di grande fermento dietro le quinte del club. E ora vogliamo sapere da voi, tifosi azzurri, quale di questi nomi vorreste vedere al Napoli a gennaio? Carlos Forbes, Chiesa o una scommessa diversa? E Lucca, lo manterreste o lo cedereste in prestito? Lascia la tua opinione nei commenti e partecipa al dibattito. E naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento esclusivo, sostieni il canale con un super thanks, ci aiuta moltissimo a continuare a portare notizie caldissime sul nostro amato Napoli. Forza Napoli sempre! Tradotto con dpelle.com, versione gratuita.